sotto le luci. Non è più tempo di correre, è il tempo di restare. La gloria non è un regalo, è il peso di ciò che hai costruito. Amanti del calcio dilettantistico, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta il mercoledì sul canale 19 di TVM Palermo e poi questa stessa puntata la potete rivedere questa sera stessa a partire dalle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold. Voglio anche ricordarvi comunque l'appuntamento sul 19 anche per domani sera a partire dalle ore 21. Siamo coloro che raccontano il calcio dilettantistico che ormai per quanto riguarda questa stagione sta praticamente volgendo al termine. Sta già campeggiando, come potete ben vedere, il marchio dei Penalty Awards che saranno di scena a Caltanissetta proprio giorno 16 al Teatro Regina Margherita, il grande galà del calcio dilettantistico siciliano presso il Teatro Regina Margherita a partire dalle ore 16 con ingresso gratuito. Ci sarà praticamente tutto il gotha del calcio siciliano e non solo, ma soprattutto gli atleti, i dirigenti, gli allenatori che si sono particolarmente distinti in questa stagione 2025-2026. Prima di parlare del campionato di eccellenza, perché come tutti ben sanno si sono giocate le partite di ritorno per quanto riguarda i playoff nazionali, mi sembra giusto e doveroso ritornare soprattutto a parlare dei Penalty Awards e vi presento ufficialmente le nomination di questa stagione. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
storia. Ciao a tutti, ci vediamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta per i Penalty Awards. Grazie per il riconoscimento come giornalista sportiva, ci vediamo, come detto, non perdetevi l'appuntamento. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. 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 Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Ci vediamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta in occasione dei Penalty Awards. Pensate, mi hanno pure premiato, pazzesco! Ci vediamo lì. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia. Penalty Awards, dove il talento diventa storia.
tanta storia. Ci sarà tutto il gotha del calcio dilettantistico siciliano, insieme ai più importanti dirigenti regionali e tantissimi addetti ai lavori. Vi aspetto a Caltanissetta il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita, la 13ª edizione dei Penalty Awards. Con me Paola Parisi. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antonio. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Sei ruoli per quanto riguarda il campionato di eccellenza, ma anche per quanto riguarda il campionato di promozione, mentre invece saranno soltanto 3 i ruoli che saranno presi in considerazione per la vittoria finale per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Il nostro logo ci accompagnerà per tutta questa puntata. Adesso parliamo di eccellenza, parliamo delle finali nazionali che si sono svolte proprio domenica. È una gioia immensa per un traguardo che, come hai detto e ben detto tu, sognavamo da 50 anni. Ma noi non abbiamo lasciato sfogare l'Oppido nei primi 5 minuti, ma penso che l'Oppido, ovviamente, come è giusto che sia, ha dovuto tentare tutto per cercare di ribaltare una partita. Io ero sicuro che i miei non avrebbero sottovalutato la partita perché conosco bene il nostro mister e conosco bene i nostri ragazzi, quindi so che non avremmo lasciato nulla al caso. Avremmo fatto la partita che poi siamo riusciti a fare. Andiamo avanti e speriamo di realizzare questo sogno. Ma nel calcio nulla è scontato. Sì, siamo venuti con un 3-0, però non abbiamo sottovalutato la partita, abbiamo organizzato la trasferta come è giusto che fosse. Siamo partiti venerdì da Avola, quindi siamo stati 2 giorni a Gravina e quindi non abbiamo tralasciato nulla al caso. Quindi abbiamo fatto tutto quello che era doveroso da parte nostra fare. Ma noi speriamo di fare la finale, di portare a casa e andare in Serie D, anche perché abbiamo uno staff di primo ordine, abbiamo un mister che sa il fatto suo, prepara la squadra come è giusto che sia. Il nostro valore aggiunto si chiama Siruco. Era stato chiaro l'obiettivo sin dall'inizio della stagione, addirittura alla presentazione della squadra alla cittadinanza avolese, e quindi con tutti i nostri mezzi, sacrifici, dedizione e caparbia di questi ragazzi ci hanno portato a questo traguardo che secondo me è storico e degno di nota. Volevo fare un ringraziamento particolare a tutti, ma il nostro traghettatore Attilio Sirugo, il mister, sta facendo un qualcosa di incredibile. Ci tenevo, siamo in 3 oggi, ma ci tenevo pure fare cenno al nostro vicepresidente Lino Alicona, lo staff tecnico, i dirigenti, il direttore sportivo, il direttore generale, un po' tutti. Abbiamo messo del nostro e stiamo facendo qualcosa di incredibile.
Abbiamo fatto un girone di andata eccellente, abbiamo totalizzato il massimo, quasi il massimo che era possibile totalizzare in termini di punti. Il secondo abbiamo avuto un momento buio, ma la ripresa è stata netta e la determinazione dei ragazzi che dicevo poc'anzi ha fatto la differenza. Quindi questa voglia di vincere che abbiamo, che portiamo dentro, questa voglia di riscatto e di portare l'Avola dove merita, a palcoscenici molto più importanti, credo che ci abbia fatto capire che possiamo andare in alto. Ringrazio il presidente, l'amministratore delegato, i ragazzi, la società, lo staff, i tifosi che sono il nostro 12° uomo in campo, sempre presenti anche oggi numerosi, e quindi penso che la dedica va a tutti noi indistintamente senza togliere nessuno. Penalty Awards, il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards, un marchio esclusivo Play Village. Presenta Ettore Tortorici. Amici di Sportissimi, le immagini che vi giungono dallo stadio Vito Di Marco di Cammarata, provincia di Agrigento. Questa è Camarat Trebisacce, il ritorno della semifinale dei playoff nazionali del campionato di eccellenza. La rimessa del numero 6 del Trebisacce risulta corta, colpo di testa da parte di Leonori, e questa, se vogliamo, è la prima palla gol della partita. Tommaso Heredia per la corsa di Agustin Leonori. Lungolinea Cruz, posizione regolare, la riceve, la va a calciare direttamente, palla fuori. Scade adesso la mezz'ora qui al Vito Di Marco, fischia l'arbitro, Pane alla battuta dalla bandierina. Pallone che spiove in mezzo, il gol del Bomber, il Camarat è in vantaggio, il Camarat è ad un gol dai supplementari. Sulla palla c'è Castro, fischia l'arbitro, Castro la fa spiovere, Dolenti in qualche modo la tiene con il brivido. Guadalupo con le mani nel cuore dell'area di rigore, colpo di testa di Mirabelli e la smanaccia fuori dallo specchio Cautela. Ad un passo dal 2-0 il Camarat. A sinistra Curatelo, centrali Lamberti Sbrissa, in mezzo al campo Castro, dettagli i tempi del gioco, ma attenzione qua il Camarat che recupera con Osvaldo, conclusione alta ma subito squillo del Camarat. Poi Julian Leonori, scarico indietro, Agustin Leonori scivola, va a calciare deviato e arriva il gol del Trebisacce, il pareggio ancora con la firma di Agustin Leonori, la stessa della gara di andata, e allora si complica maledettamente. Qua Heredia, conclusione ancora deviata e deve intervenire in calcio d'angolo ancora con una conclusione deviata. Bravo Dolenti stavolta. Lupo, Osvaldo, scodella ma viene stoppato il suo cross di Romana. Guadalupo si gira, la fa scendere, Guadalupo! Sul fondo di nulla, ha soffiato Cautela per farla uscire. Osvaldo, palla in avanti, Pirse, la sponda, Pisciotta! Pisciotta! E ancora vivo il Camarat! Il gol di Pisciotta! Non era riuscito a fare quasi nulla nel corso della partita. Tocca la palla più importante, quella del 2-1. La rimessa su Pane, anzi su Ledesma, poi pallone scodellato in mezzo, Pierce anticipato, c'è Pisciotta, finta, ancora Pisciotta contro Curatelo, il cross, Mirabelli! 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 3-1! Mirabelli! De Giacomo che era entrato nel secondo tempo. Qui intanto palleggio di Heredia, Leonori, palla fuori, Osvaldo, palleggio, palla per Pierce, la giocata su Lamberti, Pierce, altra giocata, va giù, non c'è niente, secondo il direttore di gara, rimane a terra però Pierce, ma è rimessa laterale. Pierce cerca di far viaggiare Pisciotta, c'erano 3 maglie giallorosse, poi Pereira, la
palla non scende a sufficienza, Pierce la insegue, la mette in mezzo, Pereira non arriva, Osvaldo, il salvataggio di Lamberti, calcio d'angolo, allontana Lamberti, un campanile, l'arbitro dice che i 5 minuti di recupero sono diventati 2 e allora calci di rigore, Dolenti contro Cautela, fischia l'arbitro, Dolenti, Cautela ma entra! Pompameo contro Dolenti, 7° rigore Trebisacce, fischia l'arbitro, Pompameo, Dolenti! 7° rigore Camarat, Baio contro Cautela, fischia l'arbitro, Baio! Il Camarat continua la scalata, i Multanari continuano a inseguire la vetta, è finale, è storia a Cammarata, il Camarat è in finale nazionale dei playoff di eccellenza e sarà derby siciliano contro l'Avola, ma è pandemonio al Vito Di Marco. Beh, è stato fantastico, abbiamo fatto un'impresa bellissima perché portare alla finale il Camarat per la prima volta nella storia fa enorme piacere, però ti devo dire anche che i ragazzi se lo meritano perché hanno dato tutto, ma se lo merita la società, perché ci sono poche società così veramente serie che fanno lavorare bene, se lo merita la gente perché oggi veramente ci ha trascinato. E quindi siamo contenti, ma se devo parlare della partita sono contento perché la squadra comunque anche oggi ha provato a fare sempre la partita, penso che abbiamo meritato di vincere, anche dopo il gol che abbiamo preso su quella deviazione non ci siamo abbattuti, i ragazzi hanno avuto una grande reazione, ci credevano perché io ho sempre detto che fino a quando l'arbitro non fischia bisogna crederci e l'hanno fatto. Penso che anche là abbiamo fatto una gran bella partita, a parte i primi 20 minuti, poi la squadra ha fatto anche là una buona partita, hanno meritato, quando vince l'altra squadra io dico sempre che merita perché hanno vinto 2-0, però oggi penso che abbiamo fatto veramente bene, la squadra ha giocato come vuole giocare, come piace a me e il nostro cammino è sempre attraverso la prestazione. L'ho sempre detto dal primo giorno e dobbiamo continuare. Faccio i complimenti anche all'Avola perché è arrivata in finale, quindi sarà un derby siciliano ed è una cosa positiva perché sicuramente ci sarà una squadra siciliana in Serie D il prossimo anno. Noi, pensando a noi, andremo per provare a dare il massimo e poi che vinca il migliore, perché quando è una finale sono sempre partite difficili e noi daremo tutto per portare a casa la vittoria. Non dovevo battere nemmeno io perché abbiamo deciso prima ancora che l'avversario sbagliasse il suo rigore e niente, non lo so, mi sono fatto dare il pallone, avevo già deciso l'angolo e ho tirato lì, a prescindere dal portiere. Spero che saremo noi a passare in Serie D, altrimenti complimenti all'Avola. Speravo di poter mantenere la promessa di rimanere qui più a lungo possibile e vederci quanto più possibile, quindi questa è mantenuta, però adesso dobbiamo chiudere il cerchio. So cosa vuol dire arrivare al traguardo e vederlo superare ad altri, so la sofferenza che si prova e spero con tutto il cuore e farò di tutto insieme ai miei compagni perché purché questo traguardo appunto venga oltrepassato da noi questa volta. Guarda che le emozioni che stiamo provando in questi ultimi giorni è qualcosa di indescrivibile. Non ce la meritavamo di uscire perché avevamo in tutta la stagione di ritorno steccato solo 20 minuti di Trebisacce e onestamente non era giusto uscire. Oggi abbiamo giocato una porta con una grandissima squadra, faccio i complimenti a Trebisacce per la squadra che è e per l'organizzazione che hanno, ma noi oggi siamo stati più squadra e superiori a loro. È tutto già scritto, quindi quando nel calcio ci sono certe situazioni e davvero sembra magica
la palla che entra, oppure Mirabelli che si fa trovare, perché poi negli ultimi 10 minuti non avevamo più nulla da perdere, eravamo sfortunati perché prendere gol su autogol non è stato semplice, ma negli ultimi minuti il mister ha spostato Mirabelli in avanti per creare ancora superiorità numerica e lo ha premiato, perché realmente il mister, il staff tecnico e i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, complimenti davvero a loro. Un'emozione unica per il popolo camaratese in primis, perché oggi eravamo veramente, penso, più di 2000 persone, cosa che già noi sapevamo, che avevamo un grande pubblico oggi, il nostro 12° uomo che non ci abbandona mai. Devo ringraziare i ragazzi tantissimo e il mister Cammarata, in quanto l'avevano promesso che oggi sarebbe stata la vittoria. È stata dura, ma abbiamo giocato noi per tutti i minuti, abbiamo subito un gol, però abbiamo rimontato un risultato difficile, un 2-0, abbiamo capovolto tutto e alla fine abbiamo vinto, perché penso che l'abbiamo appunto meritato. Siamo una squadra unita, una dirigenza unita, una squadra che realmente si diverte a calcio, una squadra che ha fame, tanta fame, una squadra che si rispetta l'uno con l'altro. Io da team manager appunto sono sicuro di quello che dico, perché li seguo giorno dopo giorno, ragazzi, e il mio scopo è di far stare bene il gruppo in maniera tale di far andare bene il Camarat. Se oggi sono risultati appunto grazie al contributo del presidente, della dirigenza, del mister, tutto il staff tecnico e dei ragazzi, perché abbiamo veramente dei ragazzi fantastici. Ci sarà tutto il gota del calcio dilettantistico siciliano, insieme ai più importanti dirigenti regionali e tantissimi addetti ai lavori. Vi aspetto a Caltanissetta il 16 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Regina Margherita, la 13ª edizione dei Penalty Awards. Con me Paola Parisi. Penalty Awards. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi, tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards. Le finali play-off per quanto riguarda gli spareggi nazionali del campionato di eccellenza, vi ricordo, si disputeranno domenica 7 e domenica 14. Poi tutti direttamente a Caltanissetta per vivere con noi la meravigliosa atmosfera dei Penalty Awards, Teatro Regina Margherita, alle ore 16 con ingresso gratuito. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco sarà ancora penalty.
contento e volevamo questo risultato a tutti i costi. Abbiamo preparato questa partita con impegno e soprattutto umiltà e abbiamo portato a casa un risultato veramente importantissimo per la città di Agrigento. Sì, dobbiamo fare i complimenti come abbiamo fatto a Priolo che ha fatto un campionato eccezionale. Noi abbiamo fatto i playoff al 100% per fortuna e con la bravura che abbiamo tutti i miei compagni dal primo all'ultimo e siamo in eccellenza, siamo felicissimi. È una stagione lunghissima, però missione compiuta. Mi permetto di dire che abbiamo rimesso il mondo in ordine, perché questo era l'obiettivo della nostra stagione. Sapevamo che potevamo arrivare tramite promozione diretta, tramite playoff, tramite Coppa Italia. È stata lunga, è stata sofferta, non abbiamo mollato di un centimetro. Sono contento per la società, per i ragazzi, per i tifosi. Quindi va bene così, obiettivo centrato. Questa è la dimostrazione che il calcio è stata una grande battaglia contro un avversario che meritava tutto il rispetto possibile e immaginabile. Erano una squadra forte, l'hanno dimostrato in campo. Io credo che noi, per il percorso che abbiamo fatto, è stata una vittoria più che meritata, perché la verità è che abbiamo sofferto tanto, perché allenare e giocare con la maglia dell'Agras non è una cosa semplice. Qualche volta ci è riuscito bene, qualche altra volta ci è riuscito magari meno bene, però alla fine la cosa che conta è che l'Agras è ritornata almeno in un punto di partenza che è l'eccellenza. Poi quello che viene si vedrà. Però ci tengo a dire, è giusto che stasera festeggiamo, ma io già sono proiettato a mercoledì perché è una competizione che vogliamo andare avanti. Penso che abbiamo affrontato anche un pubblico di una categoria diversa, ovviamente alla promozione. Dunque il risultato è meritato, l'Agras ha meritato di vincere, perché chi vince ha sempre ragione. Noi in queste, ho detto poco fa, sono partite dove tu non crei 10 palle gol, ne crei 3-4 ed chi è più bravo le sfrutta. L'Agras oggi è stato più bravo di noi e noi facciamo i complimenti a questa grande società e a questo grande mister, che è un amico. Mi ritrovo dopo 6-7 anni a farti inverse oggi e ti faccio un grande augurio, un grosso in bocca al lupo per la Coppa. Grazie. Siamo contentissimi di aver vinto e gentilmente chiedo a tutti i tifosi di aspettarci ad Agrigento per fare una grande festa. Ecco. Oggi ha vinto Agrigento. Ha vinto l'Agras, ha vinto la società biancazzurra che ha creduto dal 4 agosto in questo progetto, ci ha portati qui oggi al 31 maggio a Petralia a realizzare quello che fino a un anno fa era impensabile, perché ricordo, se qualcuno l'ha dimenticato, che fino al 31 luglio l'anno scorso non esisteva nulla. Quindi io questa vittoria me la godo tutta. Voi sapete, io non parlo mai durante l'anno, però oggi mi sento veramente di dover dire tante cose a iniziare soprattutto da una società umile, una società per bene, fatta veramente da un presidente che ha 1000 risorse, molto pacato nei commenti, un presidente che non ci ha fatto mancare mai nulla dal primo all'ultimo momento, e questa è una cosa bellissima, perché si lavora in sintonia e si lavora in armonia. Seconda cosa, me la voglio godere con il gruppo, un grandissimo gruppo fatto di ragazzi bravi, cominciare dall'allenatore, tutto lo staff, inutile facciamo i nomi perché non veniamo mai. E poi ce la godiamo tutta con questo pubblico che oggi finalmente a Agrigento, dopo 7 finali perse, se qualcuno lo dimentica erano 7 le finali che l'Agras aveva perso, gioisce davanti a una tribuna tutta biancazzurra. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano, in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty che si conclude adesso con la visione face to face di questa stagione 25-26. Rivedremo il faccia a faccia con Davide Boncore, allenatore del San Giorgio Piana. Per quel che mi riguarda vi saluto, vi abbraccio tutti e vi do appuntamento domani alle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, il faccia a faccia con i protagonisti del calcio siciliano. Vado subito a presentare il nostro ospite con la solita scheda informativa. Ex enfant prodigio del calcio siciliano, ex calciatore, adesso allenatore. Amato dai suoi ragazzi, non molto simpatico a tutti coloro che lo vedono tutto di un pezzo. Poco incline a compromessi e questo spesso dà fastidio. Ma lui è questo, prendere o lasciare. Nel nostro faccia a faccia, Davide Boncore. Ciao Davide, ciao ben trovato. Ettore, ben trovati a tutti voi. Ti rivedi in questa scheda? Tutto di un pezzo? Sinceramente sì, anche se con gli anni un po' di malleabilità l'ho avuta, l'esperienza mi ha portato a questo. Si è un po' cambiato, sì, no? Dai sì. primi anni da allenatore agli ultimi probabilmente c'è stato un piccolo cambiamento. Sì, sì, anche perché anche il calcio un po', le vicissitudini dei ragazzi, delle cose sono cambiate, quindi o t'adegui o t'adegui. Fai un altro mestiere probabilmente. Allora Davide, 7 domande con 7 risposte, cercando di scoprire la figura appunto di Davide Boncore. Sei pronto? Sì. Benissimo. Andiamo subito con la prima, che è un po' riprendere la chiacchierata iniziale proprio del nostro face to face. Ma è vero che difficilmente scendi a compromessi e che vai troppo spesso dritto per la tua strada, contro tutto e tutti? È stato così, l'ho dimostrato in passato perché la vita mi ha messa con le spalle al muro e quindi so fare questo, ho fatto tanta gavetta e quindi non mi sento di tradire quello che faccio. Lo faccio anche per dare anche un indirizzo ai miei figli. Spesso e volentieri anche con dei litigi, no? Perché molte controversie poi chiaramente portano probabilmente a discussioni accese. Sì, però spero che litigio no, spero di essere sempre dalla parte del giusto e di lasciare qualcosa dei ragazzi di positivo, mai negativo. Che ruolo ha nel mondo del calcio l'amicizia con i direttori sportivi oppure con i presidenti, secondo te? Io per esempio ti prendo un esempio di quest'anno. Io tramite Marco Lo Giudice, che siamo amici oltre che un grande direttore sportivo, ho conosciuto una persona abbastanza umile come il presidente. Non è subito a pelle, ci siamo capiti quello che volevamo e abbiamo intravisto le stesse idee. A Piana, quello che si doveva fare, quello che si non doveva fare, e fin dal primo giorno avevamo prefissato questo obiettivo. Quindi allora esiste l'amicizia possibile tra allenatore e presidente? Sì, secondo me sì, però io sono un tipo che voglio essere riconoscente, perché quando arrivi e firmi un contratto e sei dipendente, io sono un tipo che ti voglio dare e te lo voglio dare tu mi devi apprezzare per quello che faccio in campo. Ho capito, ma tutto questo con i presidenti oppure anche con i direttori sportivi che hanno spesso e volentieri un po' un carattere più particolare? No dai, con i direttori anche quando giocavo avevo direttori tipo Cesare Sorbo, direttori importanti, avevo Claudio Lamattina a Vittoria, quindi ci sono uomini i direttori, di calcio. uomini di calcio, hanno vissuto il calcio ed è ancora più facile, solo però in questo calcio è più difficile trovare quelle figure, anche perché i ragazzi hanno una mentalità diversa. Quindi è cambiato un po' il calcio rispetto a quello che praticavi tu, tra virgolette, da giovane. Sì, è cambiato molto, però vi ripeto, spero di trovare un gruppo come ho trovato quest'anno, che se tu scegli Piana è perché
senti qualcosa di forte. Hai bisogno quasi di rilanciare un Sì. po' la tua carriera, no? Sì. Vale per te, ma vale anche per i anche per calciatori. loro, sì. Abbiamo trovato un ambiente forte, si è creato qualcosa di importante. Merito anche di questi ragazzi e della società alle spalle che non ha fatto mancare nulla. C'è qualcosa che adesso cambieresti della tua carriera calcistica passata? C'è qualche scelta affrettata oppure qualche litigio di troppo? Io ho vissuto 7 anni con mia moglie in Sardegna, ho costruito una casa pure là in Sardegna. Ho intrapreso la carriera di allenatore là, ho fatto tutte le categorie, dalla seconda categoria fino alla Lega Pro. In Lega Pro ho fatto il secondo a Bucchi, a fine anno, solo che in Sardegna avevo un lavoro, e gestivo un'azienda di rifiuti di 52 operai. Addirittura? Sì, con l'ingegnere, il sindaco del paese, perché io ho finito la carriera là alla Torres da capitano. Ti sei affezionato un po' All'ambiente, all'ambiente sì. e hai trovato anche alternative lavorative. Sì, tant'è vero che mio figlio è nato là a Sassari, il piccolino, dove mi era fatta la proposta da Bucchi di andare con lui, mi sembra a Benevento e poi è andato lui a Perugia. E io non me la sono sentita perché avevo il lavoro alle spalle e ho continuato per la mia strada. È una scelta difficile probabilmente. È stata una scelta difficile, adesso un po' è stata una scelta sbagliata perché poi il lavoro si è fermato, perché la regione doveva ambientarsi, doveva adeguarsi e tutto. È successo qualcosa che ti può far pensare che forse con il senno del dopo avresti fatto altre scelte? Sì, c'è stato un anno per non sentire mio padre, ho sentito mio padre. Un anno sono andato a Fano in Serie C, venivo dalla Battipagliese, che mi avevano portato a Battipaglia in Serie D, e mi volevano fare un biennale, avevo 23 anni, mi ci aveva portato Perinetti con Calori, allenatore. E siamo andati io, Trionfante e Lisuzzo, siamo andati là tutte cose, 2 settimane. Sono ritornato a Battipaglia, ho lasciato la Serie C per ritornare in Serie D. C'era qualcosa che non ti piaceva evidentemente nell'ambiente? Sì. Adesso avevo pressioni. Che scelta faresti adesso? Adesso di sentire mio padre, di fare il professionismo e rimanere là. Ho capito. Guarda che tu, secondo me, hai letto qualche domanda, perché la prossima riguarda proprio la famiglia. Infatti volevo chiederti il ruolo della famiglia nel tuo percorso sportivo, da giovane calciatore con i tuoi genitori e adesso da allenatore con tua moglie. Sì, io giocavo in una scuola calcio alla Fortitudo, qua allo Zenne, sono cresciuto nel quartiere Zenne, dove c'era parecchia fame, si cresceva sulla strada, è un calcio che non c'è più, che non esiste più, quindi è un calcio che non mi rivedo più in quel calcio là. Sono cambiate troppe cose. Sì, mio padre era un impiegato Enel, è riuscito a crescere 5 figli in quel quartiere e mi ha lasciato tante cose, tanti valori che io spero di rispecchiarmi in lui. Quindi in poche parole tuo papà è stato fondamentale nella tua carriera agli inizi da calciatore. Sì, però non era uno invadente, uno mi lasciava libero nelle scelte. Stava non al posto suo. Sì. Non era appunto il no, papà. assolutamente, anche perché io già a 17 anni giocavo alla Leonzio. Già ero fuori casa, a 15 anni sono andato 6 mesi in Inghilterra, quindi già ero fuori. Già Spirito libero direi. Sì, ho girato parecchio, Sicilia, Campania, tanto. Questo per quanto riguarda il rapporto con i genitori, mentre invece adesso da allenatore, quindi con un altro ruolo, il rapporto familiare con tua moglie. Sì, è stata sempre lei a sopportarmi in questo percorso. Ho avuto la fortuna di trovare una compagna veramente che... Lei è sarda? No, è di Palermo, è venuta con me, è partita con me in Sardegna. Avevamo finito il viaggio di nozze ad Olbia, a Golfo Aranci, siamo rientrati e mi chiama questo presidente della Torres. Noi abbiamo finito la casa qua a Villa Cazzai Carini e tutte cose. Dice: mister, te la senti di fare questo percorso? Ho avuto referenze ottime e siamo andati in Sardegna. Da quel momento ho finito la carriera da calciatore e ho intrapreso la carriera di allenatore là. Devo dire che il tuo percorso è molto intrigante e ci si può scrivere anche un libro in un certo senso. Senti, qual è il sacrificio più grosso che faresti adesso per una panchina blasonata? Non lo vedo un sacrificio, perché mi sento forte nel lavoro, però mi sento limitato. Mi sento limitato perché in passato ho dimostrato che non è servito a nulla.
Non è servito a nulla perché io sono sceso dalla Sardegna, ho preso una squadra terzultima in classifica e siamo arrivati settimi in classifica con l'Alcamo. Mi hanno chiamato a Troina, ho fatto 2 anni a Troina. Grandi campionati. 2 anni, ho fatto un 7° posto l'anno che ha vinto il Bari e un 4° posto dietro il Palermo. Il girone d'andata ero secondo dietro il Palermo con un gruppo di ragazzi. Poi altre vicissitudini, mi volevano in C, non avevo il patentino di UEFA e c'è stato un declino. Quest'anno è stato il 3° anno che parto dall'inizio, 2 anni a Troina e quest'anno. Una volta che col lavoro diventi squadra te la puoi giocare con tutti. I giovani sono croce e delizia per ogni allenatore e su questo insomma lo possiamo gridare ad alta voce. Se ne hai sotto mano qualcuno sei certamente felice e contento, ma se non ce l'hai come ti comporti? Cioè, sei pronto a lavorarci per dargli miglioramenti tecnici che possono essere utili per lui ma utili anche per te all'interno della squadra? Io penso che c'è sempre da migliorarsi. Il calcio che io ho sempre manifestato è un calcio ad alta intensità, quindi ho bisogno di parecchi giovani in squadra che mi rispecchiano. Ho pochi tempi morti in allenamento, in partita, è un lavoro di transizioni, l'ho fatto sempre, l'ho prediletto sempre. Infatti mi piace il giovane sveglio, il giovane pigliato subito, che ha le letture facili. Basta spiegare una volta, non necessariamente con continuità. No, se è il caso lo ripeto tranquillamente con insistenza, però quello che si fa lo si fa alla massima intensità. Quindi fortunati gli allenatori che dispongono di giovani che hanno questa capacità, no? Sì, anche perché io ho lavorato anche con la Beretti della Torres, con un gruppo intenso, un po' di esperienza l'ho maturata con ragazzi, con gente che non veniva dal professionismo. La Torres è stata promossa in Lega Pro e c'era questa squadra da formare. Ho fatto selezione in Sardegna e ho preso tutti i giovani della Sardegna che non avevano fatto un percorso professionista. Addirittura. E ha vinto il campionato il Frosinone di Stellone. Sì. E noi siamo arrivati sesti, siamo entrati nella storia della Torres, con un gruppo di ragazzi che mi costruito seguiva. quasi per l'occasione. Sì. Il tuo tempo libero quando diventa essenziale? Quando devi scappare da qualcosa oppure per ricaricare le batterie? Lo vedo più per ricaricarmi. Vado a pesca, faccio un po' di giardinaggio, mi piace avere il terreno, ho il terreno, ho ragazzi carini, mi dedico più a queste cose. Insomma, tempo libero fondamentale per rilassare e caricare le batterie. Sì, pronto per nuove avventure, nuovi percorsi e tante altre situazioni però che si presenteranno. L'indole è quella di stare sempre sul pezzo, non riesco a Anche a quando staccare. sei in pieno tempo libero? Sì, per adesso sto programmando uno stage, ho un 6 anni che programmo dello stage con dei ragazzi che è nato questo stage da dei ragazzi volenterosi che volevano allenarsi per farsi trovare pronto in preparazione. E io questo l'ho assimilato e gli do questo servizio ogni anno. Sì, ma il tempo libero spesso e volentieri si dedica anche alla famiglia. In questo caso tua moglie come si comporta? No, ormai mi sono ormai ti conosce. Sì, ormai ti da conosce. 20 anni che stiamo assieme, quindi mi Quanti figli hai? 2. 2 figli, che si chiamano? Uno Pietro e uno Marcello. Uno è nato, hai detto, in Sardegna? In Sardegna, a Sassari. Sì. E ha assimilato un po' il carattere isolano sardo? Sì, un pochettino si è diverso dal grande. L'altro, il grande Esistono Pietro. delle differenze allora? Sì. Chi ti segue tra i due con più intensità? Marcello, il piccolino, diciamo che ha 12 anni e gioca nell'Atletico Palermo. Ah, addirittura, quindi probabilmente vorrà ripercorrere le gesta del padre. Invece l'altro faceva nuoto in Sardegna, è sceso, ha voluto fare un po' di calcio, però fisicamente è portato per il nuoto. Insomma, poi lasci libere anche le persone nel gestire quelli che sono i propri obiettivi, i propri percorsi. Guai se non fosse così, no? Certo. Bene, grazie per esserti raccontato, Davide. Abbiamo carpito anche altre cose sotto questo punto di vista. L'amore del pallone è immenso e probabilmente ancora per tanti anni diventerà il punto fondamentale della tua vita, no? Sì, Ettore, è proprio così, perché c'è stato un momento che volevo mollare, ma quella passione va oltre. È arrivato un gancio dal cielo e ha detto no, tu devi fare questo, probabilmente. Sì. E sei contento? Sì. Felice? Parecchio. Poi si arrivano i risultati ancora meglio. Sì. E il risultato maggiore è che
arrivare all'ultima settimana di allenamenti e i ragazzi non hanno voglia di andarsene. E questa è la cosa più bella. Hai raggiunto il doppio obiettivo, aver Sì, raggiunto ecco. una buona posizione in classifica Sì. e la soddisfazione che i ragazzi ancora vogliono gustarti Sì. in una stagione che spesso e volentieri è lunga e tortuosa. Sì, sì. Grazie Davide. Grazie a voi. Bene, abbiamo concluso qui lo spazio del nostro face to face insieme a Davide Boncore. Appuntamento al prossimo.